Cominciamo questa seconda puntata di Verde Nord-Est dedicata a Macfrut dal grande spazio espositivo, dalla grande famiglia, possiamo chiamarla così, di Oppo Veneto. Siamo in compagnia di Francesco Arrigoni, il direttore di Oppo Veneto, che non a caso tiene in mano un radicchio, in particolare un radicchio di Castelfranco, in una confezione particolare. Sì, è una confezione con un film biocompostabile, che è un po' la vera novità un po' di quest'anno, con un marchio che vuole andare un po' parallelamente a quello di Oppo Veneto per altri mercati, che ricorda un po' l'origine italiana. Abbiamo questa esigenza di unificare un po' tutte le eccellenze dell'Italia, perché questo ci viene chiesto, allora abbiamo preparato qualcosa di alternativo. Insomma. Quindi innovazione in questo settore è anche questo. Innovazione di servizio, di qualità e anche andare un po' incontro ulteriormente ai temi che per noi sono molto cari, che è territorio e ambiente. Allora dovete sapere che questo potete buttarlo nell'umido. Sì, è un prodotto perfettamente biodegradabile. E quindi da che cosa deriva? Di mais di no, solito? Non credo, si chiama polilattato, non so di preciso, però la caratteristica è che schiocca. Sì. Ecco, quindi se lo trovate al punto vendita vuol dire che è materiale biodegradabile. E tra l'altro so che mantiene, mi pare di aver capito, anche la durata del prodotto a lungo. Assolutamente, questo è stato confezionato 3-4 giorni fa, è rimasto quasi a temperatura ambiente ed è perfetto. È un materiale che conserva ciò che c'è dentro molto bene. Allora sappiamo però, direttore, che la grande qualità di cui il Veneto è capace non basta, è fondamentale riuscire ad organizzare l'offerta e Oppo Veneto in questo insomma ha qualcosa da insegnarci. Sì, qua noi siamo presenti, oltre che con le nostre produzioni tipiche venete, abbiamo dei partner soci dal sud Italia, quindi Puglia e Sicilia, che vanno a completare quella che è la nostra offerta per i mercati un po' più evoluti. Qui vedo radicchio di Castelfranco, ma le ciliegie, gli asparagi. Le ciliegie sono, ormai cominciamo la settimana prossima con la zona Riva Rostica, poi gli asparagi siamo in piena produzione con le varie IGP di Cimadolmo, Badoere. Il radicchio mai siamo invece sulla coda, però diciamo è il prodotto dell'anno di questa fiera, per cui insomma non poteva non esserci. Esatto, un omaggio al radicchio. Grazie a Francesco Arrigoni, direttore di Oppo Veneto. Ringraziamo Francesco Arrigoni, il direttore di Oppo Veneto, e diamo il benvenuto ad Adriano Daminato, che è il presidente invece. Allora, buongiorno. Dal punto di vista produttivo, ci accennava prima il direttore, sta per cominciare la stagione della ciliegia, ma è ancora in corso per esempio quella dell'asparago. Allora, come produzione sì, è in corso quella dell'asparago, anche la stagione è un po' traballante quella dell'asparago, perché la stagione è partita un po' fredda, poi è arrivato il caldo che ha dato una produzione elevata, quindi non positivo dal punto di vista di commercializzazione del prodotto, perché una grande massa su un breve periodo, quindi ci ha creato un po' di disagio, però chiaramente il prodotto è buono, sui nostri territori di qualità, chiaramente è sempre apprezzato, questo bisogna dirlo. Allora, lei tiene in mano il radicchio, il simbolo del Macfrut. Questo è il radicchio, quest'anno è il simbolo del Macfrut, e quindi ci dà grande soddisfazione all'interno di questa fiera, questo evento molto importante. E ieri addirittura tutte le istituzioni sono passate qui all'interno del nostro stand e sono rimaste a bocca aperta, cioè vedere un stand di questo tipo, quindi tutto basato sulla sostenibilità dell'ambiente, quindi i materiali stessi usati sono materiali sostenibili, quindi riciclabili, e questa è la parte fondamentale. Lo stesso confezione di questo prodotto è confezionato col PLA, quindi un prodotto biodegradabile, e quindi questa è l'innovazione verso il futuro, avere prodotti confezionati con del materiale che può essere biodegradabile. Io ringrazio Adriano Daminato, il presidente di Oppo Veneto. Restate con noi però, perché adesso la linea va ad Andrea Marcato, che si trova, se non sbaglio, nello stand di CPR System.